Benvenutos, amigos de Mamma Sardegna, in quest'ultimo viaggio con noi, che abbiamo raccontato a voi questa terra di spanto e sempre dai noghe, da questo luogo di antichità, di cultura che è questa bellezza della biblioteca del suo convento di Santa Maria de Betlemme de Bellè, in noghe in Tattari, del suo fratello francescanos. Per questa ultima puntata abbiamo a faidare di natura, di ambiente. Andiamo in su mio luogo, questo luogo di meso, e poi alle schide che prima di Tolkien, del suo Signore de sos Aneddoso, in noi in Sardegna già si fa da ia del luogo di meso, difatti che renarregoi mio luogo. Una terra antica, una terra di pedra, una terra di fertilità, di mattessi vulcanica, una terra dove noi di Mamma Sardegna abbiamo camminato andando a incontrare questa roccamanna di pedra mendalza prima e da poi entriamo in una idda che si narra da Cossuine, piccocca ma ricca di tradizioni. La ricchezza di Cossuine è proprio sul fatto che è messo in questo luogo di mio luogo, appunto, dove bada nuraghes, pedras antica di basalto che oggi raccontiamo e da poi vi salutiamo. Ma prima venite con noi, venite con Mamma Sardegna in su mio luogo. Su mio luogo è una regione storico-geografica della Sardegna che può essere leata come una sottoregione del suo luogo d'oro. Su nome narra che è un luogo de meso. Difatti si acciappaia da intro in su centro del suo giudicato de Turres anticamente in su Medioevo. In questo territorio si acciappa finamente a Sadde, cussa connota de sol nuraghese, ue beste importante in zona archeologica che si narra de su nuraghe de Santo Antine in Turalfa. Chiamata finamente a Sadomo de Surè, Calcaimanna, ed este finamente a bella da idere. Saida de Onolva este su comune principale di questo territorio de su Melogo. Il suo Melogo si acciappa da meda vulcanoso, difatti questa buccasa de sol vulcanoso sono buddasa che indevagene una cara particolare di questo territorio, che è terra geologicamente antica, e difatti il generale naturalista Alberto La Marmora la ha finamente chiamata come Alvernia Sarda, come Alvernia, questa è regione de Savranza antica meda e connota finamente dai suo tempo di Giulio Cesare. Sa terra che si acciappa da intro a su mio luogo è una delle più fertili della isola di Sardegna. Le principali montagne che vi sono in questo mio luogo sono su Monte Santo, su Monte Belau e su Monte Traesso, e sono tutti vulcani studiati sopra appena adesso 700 metri. Intro a suo territorio, ue beste su mio luogo, si acciappano sos comuni de Ardara, Banari, Bessude, Unnannaro, Bonolva, Borutta, Cheremule, Cossuine, Giave, Itireddu, Mara, Mores, Patria, Puttumazzore, Romana, Semestene, Siliche, Tiesi e Turalfa. Questa buccasa de sol vulcanos studados de su mio luogo sono tutti monumenti naturali, come questo luogo che si narra da Monte Annaro, a facca a Giave o intro a suo territorio comunale de Giave. E difatti in questa regione de su mio luogo d'oro di narre finamente si può narrare che sono interessanti particolarmente
commente morfologia e finalmente di questa sequenza geologica. E difatti la caratteristica di questo luogo è come questa specie di covelta di vulcanos che si narrano oligomioceniche, che sono sopra questa specie di basamento cristallino paleozoico. E sono sopra già sedimentos, lavas e finalmente al depositos. Monte Annaru è un luogo più sopra e nord de Giave, a 490 metri sul livello del mare. Ed è un esempio bell'umeda di cono vulcanico, forse in quella attività di eruzione post-miocenica. Commente esposta a sola questa parte che si narra da Monte Annaru, pare che lo vetta da facilmente a conoscere in cara quando la gente la baidata. Difatti tenete ancora intro questa parte esterna e questa ucca manna e baia da salava che bessiada, che pare definamente a una specie di caldera. E tanto è un luogo importante meda. Intro a questa ucca, in il gerro, si che vaghe si che vromma da una specie di lago minoreddo. In Sardegna le formas più spettacolari e mezzi vattas sono riconducibili a manifestazioni magmatiche ipoabissali che sono come guarda dei trebine de su Monte Arci e de gusto coddu, neck in inglese, de Pedra Mendalza a facca a Giave. Questa rocca filoniana si narrano e ipoabissali o subvulcanica sono un tipo di rocca magmatica che si pone da fare cristallizzata, totta o in parte, a paga profondità in colpos de varias formas, ma quasi sempre de dimensiones piccocas. Questo lo narra da studioso Cioni in suo libro de edificio vulcanico Cenozoico de Sardegna de su 2020. Sa Pedra Mendalza è un luogo caratteristico, un rilievo basaltico che è esposto a facca a Ue Besaida de Giave in Sardegna de centro. Si tratta di una specie di residuo erosivo di un coddo, come si narra in termine e in gergo, in termine tecnico, è una formazione, una forma che bessida da essa solidificazione del suo magma all'interno di un cammino vulcanico, di una caminera che è tornata a fora da poi di una erosione di questo cono vulcanico. Di questo luogo di Pedra Mendalza si narrano leggende, varie storie di vadas che in tempo lontano narraiano la gente che vi vaghiano sa domitta o saldomoso. Nascido come un particolare fenomeno geologico, questa Pedra Mendalza è in un luogo, come abbiamo detto prima, in mezzo a nuraghes e a terroso rilievo vulcanico. Ed è un luogo dove le paristorias, dove bisogno salgianas, salfadas, fanno di questo luogo un momento importante della mitologia sarda. La Pedra Mendalza, che narra proprio come per aulas, pedras che fanno una pulizia o che si torna da a nuovo. È un blocco di basalto che è alto finamente a 100 metri e sempre a facca a questa idda antica e bella che si narra Giave. In suo linguaggio, in suo limbalzo geologico, si narra da Pedra Mendalza come uno neck che narra coddo in saldo, che è stato fatto forse 2 milioni di anni fa e tanto è un tempo gai lungo, lontano, o è bifidi questa specie di ostruzione e che è studiato finalmente a un vulcano.
Con su tempo, andando da innanti, Abba e Bentu, che l'hanno fatto un vago a Conu e invece su tappo de su magma intro a Pedramendalza si è fatto solido ed è ancora in noghe a noi su tempo nostro, come in tesa fromma che te ne come. Qualcuno ha nato che finamente sa questa pedra sia avvistata sacra finamente da santità. Forse come sa testimonianza che bisogna che già e nuraghes in questo luogo a facca a Pedramendalza. Dai noghe abbiamo nato prima di questa sparistoria e però chi tiene tutta qualche cosa un pare tutta questa sparistoria che narrano de fadas che intro a questo vulcano studiato a questo coddo che si narra a Pedramendalza pare che acciappaian sa gente e che la giughian intro a salvoltasa po la amare, a salvoltasa po la leare e le vaghe qualche cosa non pago mala, se il tuo è che no che questa rocca de Pedramendalza è un luogo importante meta po sa sparistorias e finamente po sa terra paristoria de sar muscas mageddas, che sono queste muscas che vaghian a su male in salbiddas e devastaian tutto cuddos chi vini finamente su sollaores. Su monte Traessu este un monte bello mannu basaltico che esposto intro sul territorio del comune de Gossuine, Giave e Mara in sa Sardegna nord-occidentale. Bisogno faladas de pedras, bisogno gruttas e finalmente sa altezza de gusto bello massiccio basaltico è de 700 e più metros ed è uesi abbaida da un tratto manno del territorio della provincia de Tattari. Alvules bellas, mannas che vagene come latifoglias e che bisogno finalmente sultigio, roverella, melalidone, filirea, atteras commente multas e atteras piantas. Ga importante di spanto commente che sia da una prenda ambientale questa montagna de Monte Traessu este intro a su cantieri forestale che è leato da essa gestione de sente forestas dessa Sardegna. Difatti bespuru sa vedetta intro a questo luogo. Monte Traessu è un luogo di bellezza, è un luogo di natura importante per tutta la Sardegna del suo nord. In Coscioine, in su mei logo, in noghe, questa idda antica, o è piccocca, eppure interessante, importante, che fa dare di ambiente in una idda non è cosa che sempre si fa, ma Coscioine, a facca questo monte Traessu che beste in noghe, questo vulcano antico, studiato, è una idda de tradiziones. In nuesa tradiziones, bes puru avvicino a s'ambiente, a sa natura, a sos animales, commente in questo bello murales che uno de guddol bello murales che bisogna in noghe in Coscioine. Su gaddo, po Sardia de Santo Sebastiano, che narra che in noghe sa natura, s'allevamento, somine, vivini, tutto un pare, che in Coscioine bas tradiziones, in Coscioine oe amos abitare questo momento
fino a archeologia, de somine che vengono di noi a treballare, a fraigare nurachese, a fraigare cheggiasa, e a ponere sa natura finamente intro a suo vestire tradizionale, e tanto vi state con noi, sì, venite con me così, che vi accompagno in questa idda picocchedda, che è ricchezza, e non che è ricchezza meta, di cultura in Cossuine. E siamo in noi in Cossuine, un poco fuori da questa idda, siamo con Mariangela Cau. Tu sei archeologa, grazie a questo invito che ci ha fatto a noi di Mamma Sardegna, e noi, e tanto noi ci narramo bene da te, e tu è bene da voi, sì. A noi, sì. Ma e Sara piano piano mi vicinente che abbaidente appena in noi a dare. Va da questo monte, e tanto nara mi puite che è importante. In noi siamo in un luogo meda particolare. Siamo sul territorio cossuine, ma prodotto su bei luoghi. Siamo in un luogo di passaggio. In noi che è la piana di Campogiavesu, in noi la costa cossuinesa, e dai cui si arriva da Finzas a Sudemo, che costeggia da su territorio patria. Quindi siamo in una... Su Riu de Sudemo, che arriva da Finzas a su territorio cossuine, confina da in sa parte più saldae, confina da proprio con su territorio cossuine. Quindi siamo in un luogo di passaggio. E infatti noi stiamo manco un caso che questo luogo si innalza da Aidu. In saldo Aidu significa Aidu che era narrere, luogo in cui si passa. E noi siamo in una via naturale che narramo dalla direzione principale che collega da Sardegna da nord a sud e viceversa, si distacca e non che lei da fino a Sattera Costa, a sa costa e Bosa, passando proprio seguendo Sudemo, arriva fino a Sainie. Quindi in un luogo proprio di comunicazione, quindi non stiamo anche un caso che questo sito archeologico sia stato fatto in noi. Sì, tanto che narra che questa gente, questo nuragico, andiamo da questo nuragico e passizziamo ancora appena. Anna, che il fido, fraigare, cosa è petra importante, può bistare da vero, e di fatto da voi tu è, ma insomma, mi fa che vedere finalmente la tomba del gigante, in un luogo di passaggio, ma che si poteva finalmente coltivare. Coltivare, infatti. Allevamento. Ma forse fino a cazza pure sbagliato. Cazza sicuramente, in Solmontese. In particolare, la costa cossuinese è proprio un vulcano che è studiato meda del geologo. Cadene tantas siene o pure tutte le eruzioni che hanno proprio creato questo monte. Cioè c'è storia geologica è proprio scritta in savedra. E questo rapporto di antichità, fino alla antichità del sonnuragico, in noi si può proprio leare, no? In mano, e finalmente a saltia de oe. Come in Cossuine, infatti, è in noi. È proprio a facca in noi. Ad esempio di questa collina, appunto, beste sai de Cossuine. Tanto deve essere una continuità. Una continuità non solo nuragica, ma pure precedente. In tutta la costa, dai medate in gios, è tutto pieno di testimonianze già dal neolitico. Molto, anzi, meda interessante. E come camminiamo piano piano, tu è come mi devi narrare, e noi stiamo andando in questa andala piano piano, in Corruoe. E noi che siamo in Corruoe, Aidu Corruoe si narra da tutta l'area, questo è un insediamento nuragico veramente importante, che videnimos un nuraghe complesso, che da poi abbaidamos, Aidu appunto, poi sul villaggio di Corruoe,
in ue bada un nuraghe monotorre, quindi con una torre solo, e poi una iddighedda de Capannasa. E tanto, fermiamoci appena. Andiamo alla idea di avere questa cosa. Se non due me la raccontas e io me la immagino, ma un'altra cosa è per noi se finalmente sa di mamma Sardegna a toccare con mano un pare a Marianza la cavo e tanto andiamo se si chiede a noi. Tanto Marianzela, noi che siamo su Benito, arrivati in noi in Corruoe e tanto faeddami di questa particolarità che tu hai masanato, che besta una particolarità. Noi che cade una particolarità, che non è solo un villaggio nuragico con nuraghe, ma proprio posa posizione in un periodo successivo che ha costruito una specie di fattoria romana sopra Sal domoso nuragicasa e si legge bene questa sovrapposizione che hanno proprio impittato sul muro della scappanna nuragicasa però nella torrata Ponte Pesare Sal domoso rettangolare in che cada una fattoria in cui proprio bisogno tutto sos elementos che non fa che comprendere che si tratta proprio di una fattoria naramoso del periodo romano naramoso. Ma tanto di questo periodo romano anda bene e abbiamo visto che la gente ancora tratta sul luogo, l'ambiente, poi l'allevamento, finalmente forse può fare qualche cosa di trigo, finalmente se no che, ma torrende su nuraghe, questo nuraghe, di quale tipologia è? Vado una torre via? Questo è un nuraghe monotorre, cioè con una torre e via, che in realtà è sul centro di questo territorio fidi in Aidu, un nuraghe con batto sturrese, un quadrilobatto si narra una specie di fortezza, una specie di castello medievale. Tutto di vescio dai noi. Tutto di vescio dai noi. E in appunto bivi Saidda. Questo territorio naramoso che è il stato occupato in una parte Posaidda con questo nuraghe monotorre, una parte centrale con questo nuraghe quadrilobatto e più a amoso s'area funeraria, questa tumba, tutto vicino, in 7 ettari di terreno cada un villaggio, un nuraghe complesso e una tumba di gigantes. Ti posso contare un'ultima cosa a voi, dal suo punto di vista religioso invece non sono un punto sacro o qualche altra cosa, una rotonda nuragica, qualche traccia, Pocomo non cannuda, in tutto su circondario naramoso che ancora non è circondario vicino, non abbiamo agattato sul luogo in religiosità, spiritualità, che devo della preguntata che insomma e non che vai a gente meta, e non che non siamo ed è difficile a ammentare chi forse, cioè questo non pregaiana. Pregaiana da questo punto può narrare like una ramos di questo logo. Pregaiana che sa tumba dei giganti è pure un luogo di culto. Podem pulmeda il vistato un luogo di culto. So che narramos pozzi sacri, fonti sacre sono benito a poi sì. a 1200 avanti Cristo, sì, no? in un periodo più staldo della civiltà dei nuragica. Però ancora in noghe vicino no. O il costruito meda e non la ciappamos o il bistato distrutto in tempo antico e quindi magari ancora non l'abbiamo potuto acciappare, ma poco narramos che uno dei suoi più all'Accana è Bonolva, sullo Malzo, ti narrere sì, è tutto il luogo di culto che bisogna a giro di Santo Antine. Santo Antine è stato retto ai noi. Facciamo spalte sempre di questa
di questo mei logo. E tanto Marianza di questo aspetto della religiosità, tu e Milanara già In sa tumba. In sa tumba. E tanto, ma accompagna già, Aidu? Andiamo a Aidu, uomo. Venite con noi, sì. Tanto Marianza, lasciamo bene so che in Aidu, questo bello nuraghe manno, ma abbiamo appena questa planimetria, lo narramo in termini tecnico, e come bene da quest'ala che abbiamo in camera a suo amico di Mamma Sardigna, tanto nuraghe complesso. Fai Davide questo bello nuraghe. Siamo in cale piana, poi dove questa pedra, ma che te pedra este? Come al Monna di Sara siamo sotto sul vulcano della costa cossoinesa, quindi noi che siamo tutti in pedra vulcanica. Bene. E sul nuraggi cosa ne pesaiano sul muro con questa pedra che teniano vicino, non candiano atteso andare a tire. Della ochiana fin mastro de pedra e schiana come intende logare. Io che si abbaida molto bene, si è proprio sa caffa dal bogato, so scrastoso, ponde pesare sul muro. E noi che siamo proprio in sul centro di questo naramoso comprensorio nuragico. Ah, bella questa paraula. Naramoso sul nuragico hanno abitato sa Sardigna coi po' territorio, ogni tribù tenia da su territorio suo. Più o meno manno, dipendia da quanto vi manna sa tribù. Quanto vi manna sa tribù e quanto vi importante non lunarana sul monumento. Un nuraghe con batto sturrese laterale e una torre centrale, è un nuraghe importante sì. Meda. E quindi anche pur sa gente che l'ha fraigato, sa tribù che abitiatino che vidi sicuramente una tribù importante meda, che sicuramente tenia da un ruolo importante pure in questo movimento de gente e de cosa dall'area centrale, naramo de Sumeilogu, può andare a sa costa de Osa. Tanto noi ci ischimoso che questa gente nessi un vago prima o fino a su 1800 no? In generale bonara sono uragico cominciano a fregare questo corridoio come ti sinarano e poi cominciano a sì che vagare più il mastroso e andelo fregare questo nuraghe con sa sturrese con questo il bastione il mannoso questo de quale periodo potete essere. Ecco, la civiltà del nuragica appunto in Sardegna non nasce da goi all'improvviso, quindi attento un cammino lungo. Si comincia a costruire nuraghes come ti gusto a partire dai 1500 adenanti di Cristo. Prima abbiamo sotto questa fase di preparazione con sul nuraghes a corridoio. A costruire per esempio cada un nuraghe a corridoio importante meda in questo in questa evoluzione. Si narra nuraghe e che sta accanto ai no, che fa che parte sempre di questo territorio. Fino appunto arrivare poi a nuraghe complesso come di gusto. Su fraigo di questo nuraghe sicuramente ha da impicciato meda sul mastro del muro. Poi osservende abbaidende enesa come è fatto e soprattutto come è del rutto potremmo comprendere che del rutto in periodo già antico. Tanto sul luogo è difficile no che fregare, ma io so finalmente se l'hanno fregato in un modo che magari da poi da qualche periodo probabilmente sono attribuito anche troppo quando le rutto non proprio in Savrabica sicuramente a Poisi però delle rutto proprio in s'ingresso proprio in s'intrada e tutta questa volta
intro, narramo sa camera principale sta ancora dotta coperta da su crollo. Inoghe restauro sta ancora in su cominzo narramoso. Il bistato fatto un intervento importante narramoso indicando il faghe più o meno dei scavu e del restauro. Il scavu nono che fino a che non si indogana sa spetras non si può discavare. Chi l'ha fatto? Il scavu l'ha fatto l'archeologo Franco Campos. Che noi conosciamo da Mamma Sardegna, che abbiamo incontrato per fare dare delle santuantine. Sì, proprio isso, però che tribaglio meda ancora, tribaglio meda, dinari meda, che narramos e noi ci speriamo che finalmente con questo momento di Mamma Sardegna qualcuno abbaia da ischi, no? Ancora di più che no che bada uno pago di pressa può andare a fare e a tornare a sa gente questa prenda che è sul territorio di Cossuine, una prenda finalmente ambientale, finalmente di natura, tu hai sanato finalmente del suo monte, fai damo finalmente del luogo di abba importante, ma da voi andando che finalmente di allevamento e tanto impatto di somine torrende a fare dare del suo nuraghe in noghe in Cossuine, in noghe di nuragaido che renarrà a tutti noi che questo è il momento di seccellare torra questa parte archeologica del suo territorio. Qualche cosa di altro di Aidu, Migare? Potremmo narrare che somine dai noi che non si sta andando mai, ancora in suo secolo, millennio, ancora somine abita da questo luogo. A Zisabiere, Masonel de Alveghes, de Accasa, e seguiremo anche pure grazie a questa valorizzazione di questo monumento si potete creare economia e crescita di questa comunità. Noi siamo ammentati a sinistra di questa die, no? In Cossuine finalmente adesso scaddoso. Importante del allevamento del scaddo di tenere caddoso e fare festa. Con sol caddoso. Sì, Cossuine è fentomato meda per questa tradizione, come in tutto Salbidda di questo amore è veramente sentito maschi e femmine andano a caddu in tutto Salbidda da sempre da quando appunto somine è entrato in contatto con questo animale l'attento sempre vicino e in tutte le occasioni veniva da impittato e anche pure mostrato a sa comunità. Sì, fidi una forma di orgoglio. A chi tenia giocato più bello, a chi lo frunia in suo modo più bello. E in Cossuine abbiamo appunto questa tradizione di quest'aldia secolare, non schimo manco quando è scominciata, si può pensare addirittura da quando hanno fraigato che è già di Santo Sabustiano in su 1600, che è appunto in Treidda. E da esempio si aumenta quest'aldia, questo giro a giro de Sagheggia può onorare questo santo guerriero, cavalieri, questo martire della cristianità e con questa manifestazione appunto chi fa chi abbia pure l'abilità dei cavalieri cossoinesi, dei scaddos, della frunitura, ma un altro momento pure è importante per ogare so scaddo è ficcare a rasegare. A carrasegare boghiano so scaddos o in sfilata, in acrobazias, ma pure vi occasione per ogare al feminas, chi aggruppera in costume e siano può fare si sfilata prima de so carros allegoricos. Bene Mariangela, siamo in questo luogo bello ancora di Aidu, sa tumbal de gigantes, falamos in noghe e poi giriamo appena in noghe e piccamos in noghe. Tanto Mariangela, non sponiamo in noghe e te narasa. Si tanto comprende. Particolare, de quale tipologia di tumba è questa?
questa è una tumba, naramos a mesania, che sa tumba puru sa tumba del gigante hanno dentro un'evoluzione. Sono partiti dall'Esol Dolmen e poi siamo arrivati a questo monumento particolare, meda particolare, che possiamo narrare resta su Camposanto de sa persone che abitano in Aitu, in questa indichetta che abbiamo visto prima. Cioè Camposanto che abbaia a gente meda. Camposanto che sa tomba dei giganti è appunto una tomba in cui venivano interrati tutti gli abitanti del suo villaggio, dai Spizzinoso a Solmannoso. Tutto entro questo corridoio che in oghe appunto siede che il di questo come te posso apponato de mesania. Su corridoio a filari e sa copertura si narra appunto a piatta banda, come te vedi del Dolmen. E poi amoso adenanti quest'area semicircolare che si chiama esedra, in cui facciano tutte le cerimonie legate appunto a sa sepoltura. Cioè come te giocano che battiano a Sinterro, no? A Sinterro. Sa gente facciano su ritto di questo momento, sa liturgia di questo momento. Noi, purtroppo però di questa liturgia noi schimo nuda, che solnuragico non nos hanno lasciato nessuna scrittura. Tanto possiamo soltanto pensare in base anche a sugamos acciappidu in sosi scalpos. Dessa cultura materiale. Dessa cultura materiale. Caso lo gusta tenimos, noi non possiamo. E sul libro de questo momento, sul libro può leggere, un pago e comprendere qualche cosa. Una pena che purtroppo pure la cultura materiale arrivi a un momento e poi basta. La frequentazione può essere pure più lunga e oltre che più lunga, però pure per quanto riguarda sa religione, so culto, non si scrive chi si vede un deo o una divinità di gudu dedicata o femmina oppure un pantheon. Puro. Narramos la cultura materiale arrivi da non narrare solo pegas cosas, poi tutto su chi facciano, chi eniana, come teniana, chi celebraia, se vi domine, se vi femmina, come te vi due, si baia da una divinità o più divinità, se si fini maschio, si fini femmina, tutta questa cosa. Si vede qualche sacrificio animale, bonare, non si schi pure. Sa cultura materiale consiste di quasi esclusivamente de ceramicas, sia in forma aperta che in forma serrata, quindi che potevano contenere probabilmente cosa da manigare e da buffare. Quindi potremmo pensare pure ad un rito legato a sa vita esatta valle. Ma pure a manigare o a offrire cosa da manigare in onore di questo moltoso. Sì. Ascolta, ti chiedo per contare questa cosa. Dessa tipologia dessa stumba, bisogna da queste stelle centinata, che come tenere se ne tomesi in dorgale, può tenere nulla. Poi conosciamo finalmente se qualche volta l'hanno nato pure, gasso manco sa gente mamma Sardigna, che non va che si chiede in più, quella sa posta in sarocca, come te guarda a prospetto architettonico, non abbiamo in italiano che è tecnico, questa cosa, in saldo difficile da narrare. Questa invece da quale tipologia si può bintrare, ponnere, affilare dei teste? Tanto questa tomba è stata scavata. Tanto amo informazioni più dettagliate. Di scavo archeologico. Chi è da scavato? Hanno scavato in Suduamizza, legata appunto ad un cantiere che prevedeva la riqualificazione di tutto questo territorio, e gli archeologi hanno acciappato proprio la fondamenta delle stelle centinate, stelle che vidi appoggiata da questo muretto. Interessante questa cosa. E probabilmente il rutta o si che l'hanno aleata. Però bividi. La tomba attento nessi due momenti, prima vi più sculza e poi l'hanno illongata, forse si che ha più gente, la gente sta aumentata. Moria più gente.
forse che andai a più su, ma infatti fia ridinde ma può narrare come ti ha nato prima sul logo vidi de gente meda vai proprio bisogno di uno campusanto come te ci tocca. Sì. E se sedra in oghe come te potete il biere fidi ad ortostati proprio come te sai Tome se casa non mi fento male. Interessante meda che non è che andiamo su meda in oghe, è vero? Non meda, non sono con nota al meda, magari di guida prospetto come te narrai prima che guida a prospetto la teniamo a vicino, insomma, in zona del Tattari, dei Ittiri, dei Ossi. Però proprio si stelle centinata a Samoda, de guida gadduresa o de guida dorgalesa, può narrare, è difficile la ciappare. Sì, infatti noi che diamo due de tumbas importanti, che te da meda, però due importanti si vicina da custa e sa è desaspresone. I gue puru este ancora più particolare, casa copertura este un'unica pedra, pare quasi un dolmen lungo e poi l'hanno aggiunto sedra. I gue in sa desaspresone se bada puru un altro particolare, chi nos aggiunga forse sa comprende mezzo su chi fi milnendissara per quanto riguarda la sua religione. Che ha bisogno sol bettiles, cioè questa pedrasa trivagliata, goi altas, che non fa che pensare che questa tomba di giganti non fi solo su luogo in cui interria sta gente, ma fiti pure un luogo in cui andiamo a pregare per la divinità. Nessi fino a su 1200, sempre denanti di Cristo. Sempre, infatti. E tanto da questo luogo di spanto, da questo luogo di natura, di ambiente, salutiamo i suoi amici di Mamma Sardegna, Mariangela, e a tornare a Cosoine, a Noghe? Modeo vos invito a venire a Cosoine, a visitare questo luogo, a visitare Saida, diamo il meda di ricchezza e meritano di essere connotas. Grazie pure a trasmissione come ti gusta. E tanto un saluto a tutti e noi continuiamo su questo viaggio. E in Noghe, amigos di Mamma Sardegna, siamo in Sadomo, della parrocchia, in Noghe, a Facca, a Santa Giara, che è parrocchiale in Noghe, la prima chiesa in Noghe di Cosoine, e di questo momento, della trasmissione di oggi, fa vedere sul rapporto dei uomini, delle femmine, della cosoinese, con questo ambiente, con questa natura, in Noghe vada qualcosa di interessante di vero, che fiores dessa natura sono vistato postos intro a questo modo e questa moda di estire e siamo in compagnia può fare dare di gusto a una esperta cosoinesa che ci accompagna in questa regione che è la signora Tina Nuvoli. Grazie ad essere in Noghe. Grazie a voi, esperta tanto non so, comunque Vostè è mastra di questa cosa, noi li schimo se non eravamo noi, e tanto abbaidendo la bellezza di questo vestire tradizionale, devo prima di presentare fino a ospite, no? Via in Noghe, no? Ma anzi no, naramos, chi è? Chi è sabi ciò che è in Noghe? È Chiara De Rio, figlia di una cosoinesa e di un itiresu. Ed è in Noghe con questo vestito tradizionale che da voi abbaidiamo, cominciamo con il mascioso. Cominciamo dai Noghe? Sì, cominciamo dai Noghe. Fai damos de gusto. Che questo è la vestimenta più antica del Somine ed è su costume ruggioli naraiana, che è la camicia sempre con sul buttonese su goritto, ruggiu, samuneduzza, sal ragasa e sal fosasa. Interessante. E i gusti è sa berritta. La fai che mulbidere? So scosoineso, il fininato, berritti gulzoso. Casa berrita de cosoine, il divescia des satteras, è più sculza. Su materiale? Su materiale devanno gusto. Questo è il devanno tutto. Prima si fa in domo. Beh, tutto in domo si fa chiara. Lo tessiano in domo, lo tessiano. O lo comporaiano, su vanno lo comporaiano veramente. Tessi da vedi, sa ragasa, che poteva essere de lino, e sgottone dessa camicia.
che veniva poi appigittata tutta canta dai feminas e abbellita con queste cose particolari. Continuiamo, qualche cosa ancora che deve narrare in più? Di gusto abbiamo già detto. Una particolarità delle che sì. devo preguntare io. Dessa camicia, bella, questa camicia che siete dai noghe, come te mai questo, come te ha sanato vostre che si narra questo su? Coritto. Su coritto. Ma come te mai beste questa particolarità? Quando si era appena di camicia, casa camicia vedi l'alga mera in salmanica e quindi vi stai a male intro, ma a parte questo vedi una bellezza pure alla iere bessinde, sia in suo costume maschio che in suo costume femmina. Un'altra pregunta, ma fino ad andare a caldo si può apponere questo? Certo che lo veniano. In sa festa? Sì. Vero? Sì, sa festa. Proprio fatto di una maniera proprio polutrattare. Sì. Dai noghe andiamo a Sunieddu, che questo è il più antico, poi anni sattero. E nemo in noghe, come lo stesso ponza dai custala, no? Benzata del noghe, e devo fatto goi, e bistiamo in noghe. Questo è particolarmente da questo è il meraviglioso, questo, che è antico veramente. Sa camicia è sempre sanattessi, però in noghe camoso coritto e calzone de fresi. Con su gabbano. Interessante. Su gabbano giuia su guguddu pure. E su gabbano vidi tutto ricamato, nieddu sopra nieddu. Infatti se osservate bene, sa valada che vidi, ti tutta ricamata. Bene. Ecco, esa il bugiaccasa, fino a beltasa, in fianco, e fini poi con una piccolo ramo di velluto nieddo che veniva attaccato e ricamato vicino. Tanto ci potete vedere no, che mancari è tutto nieddo. Sì. Sono scosine sono che riana e di fatto. Ecco. È sempre questo elemento floreale, adesso il fiore e se fino a forse un buon augurio, no? Bonare, no? Adesso a volte intro, e dimo fino a su velluto. Sì. Particolarmente. E dimo su velluto che vedi come te savorra adesso di un abito di gomma, ramos, fitto di velluto. E sul trivaglio dimo proprio fatto bene. Il trivaglio vedi fatto infine, meda. Fatto infine. Particolare. Sia in su coritto che in su gabbano. Invece di sprenda, no, buttone, atero, ricchezza Bahia da non meda, soraria vi paga in nuova in bidda, sì, paga, se la poteva permettere solamente che stia bene, questo sì, teniana oro e coraggio meda pure, però sospopero teniano paga cosa, quindi che se lo poteva permettere, è vero, solo chi tenia denari, chi tenia possedimento. Da esos homines passiamo a feminas, e tanto andiamo in noghe in questo bello e cominciamo a fare da esa valte sopra a esa valte sutta. Come te chiede? Narramo una cosa che sa istimenta de sal feminas fi de tre stipposo su costumene ruggio che è più antico, su costumene nieddu e su costumene nieddu ancora, tutto nieddu de vaia che deve essere setta operata. Però bisogna narrare che i nostri stipoli di costume fin tutto di sposa. Ah, è interessante. Tutto di sposa viene. Non teniamo vestimentas del suo tempo passato, che forse sono state consumate, utilizzate in altro modo. Questo fini vestire il di sposa. E in così ne abbiamo una ricchezza manna, che è parizzoso, che ancora pare che non sia investito il manco della cascia. Caspita, su questo meno ruggio e su più antico. Baia da due tipi di goritto. Questo che viene tutto ricamato a fiores. A fiore de seda, ricamato in seda, con sa pagliettas argentadas.
commente argentadas fin sa spaglietta al dessù in bustu. Sin bustu de su costume de ruggiu fi tutto in treu. Interessante. E il gusto est de broccado con sa pagliettas argentadas. Interessante. Bellumeda. Sol fiores fin fattoso con filo de seda. Ancora più antico del gusto nieddu, Beste? vivi custu ruggio, che il bistato agattato, Ah, antico questo. antico meta gusto È est. particolare finalmente adesso il fiore. Sol fiores, su ricamo chi beste. Osservate come in testo canto me, Sì, sì, sì. che l'hanno agattato in condizioni proprio. Però insomma, beste e che narre che si vaghia esatto, di questa maniera. che si vaghia di questa maniera. Stiamo facendo sempre di questo modo di stile di generare in Italia bolero lunare, no? Di su bolero lunare. Corritto in saldo. Corritto in saldo, un bolero. Un bolero, poi lo fa che comprendere finalmente a sa gente. Pieno fedda saldo. Ed è sa moda, come in te vedi, no? Sì, sì. Un corpetto, Difatti, passiamo ancora su Ruggio, che abbiamo sa camicia. Bene. Sa camicia vi ricamata meda, sia in cusso che in custo. Sempre sul motivo del solfiore. Motivo del solfiore sempre. In noi addirittura che sono fiores ricamados e fiore il fatto zattelazeddu. Interessante. Con uno dell'alzeddu. Può fare vedere la maestria finalmente già. Femmina de cossoine. Beh sì. De femmina de cossoine. Questo invece è tutto ricamato. Sì. Sin busto, dei gusto, sì. questo è monnato che è tutto in treo. Questo invece è in due spalas. Che sono unidas da su fiocco, a narrare, da su fiocco e seda. E noi che siamo moneta ruggia, tutta appigitata, con sa balsa manna de broccato. De broccato. Qualcuno lo vonia de broccatello. Questo è il broccato però, già si vede. Sì, interessante. Sopra si vonia da savaldita, de tulle. De tulle. E su muccaloro e tulle. Qualche volta però, le più antiche, se va qualche testimonianza di qualche fotografia beste, poniano su muccaloro e sopra su tulle. Sì. Interessante. Sì. Invece le voglio preguntare sutta su muccaloro, ma insomma cuffietta non blindata. Bividi non tenemos testimonianza de gusto. E invece de esa manera de acconzare su spiloso. De esa manera di acconzare su spiloso è una cosa particolare. Sì. Come in natural bidda, noi ci conosciamo. Esatto. In qualche bidda la narrano so scuccoso, so scuccudeddoso, insomma. In ove fini so spiloso, ligados a dae, fatta una bella drizza e poi fatto su un mogno a dae. In oghe, in suo attile, andiamo a narrare, in oghe. A tale che poi sarà da bello su muccaloro che va la iada. Può dare la consatura. Non fida alto meda, non andiamo noi de altari a gai, sono muccaloro, neanche so stullese. Però le dai annessi un'immagine più bella, imponente a sa femmina. A sa femmina, sì, si arriva in mezzo, generalmente pintirato da dai, con una bella drizza e le vaghiamo su mogno. Su tulle, su matessi, giuia sul matessi disegno de sa valdetta. In oghe di sa voce saide. Sì. Cosa che si ripete poi in sa valdetta, sa voce saide. Infatti. E dimus proprio che l'evento della natura del solfiore è proprio un buon augurio, un momento per narrare che questo momento mattessi. E noi dimos fiores. Difatti. Corovuloso, insomma. Bene, interessante. Le chiedo per preguntare una cosa. De questo che sono, gira appena, fai damos appena. Sul buttone. Sì. Qualche cosina. Sì. Sul buttone fin de vrata sul buttone. Uno si via da ligare su goritto. Sosatero so fin po' bellezza.
Tanto chi si lo poteva permettere tenia finalmente al doighi. Difatti, che noi Dipendia dalla ricchezza della persona. Che noi ci diciamo che il frommaggio puro, no? Come se la granada, esatto. Questa è questa tradizione salda. Sì. Poi bindata diversa, sa che tanto non sono buttone, come in questa maniera nuoresa, sa questo sono proprio di questa maniera nostra. Sì, di questa maniera sul d'oro, come si narra, questo più dedotto. Ed è un altro modo, un'altra maniera di fare questo richiamo, buonare a questa natura, Mattessi. Bene. Tanto... Sì. Passiamo ai gusti. Questo è un altro tipo, questo è un altro che è più antico, poi è questo. Questo è il gusto menenieddo, samunedda del panno, bordata dai su terziopelo, che vedi velluto operato, e con sol gallonese anticoso. Interessante. E la buttonera che giochiano poi in samunedda. Si giochiano questa buttonera, a volte non poniano manco la valdita. La valdita vide seda, ricamata, non abbiamo procurato, no. Però vide seda ricamata. In noi camos poi la camicia che è stata canta ricamata, con sul bottone che primana sul colletto. Una cosa da narrare di questa camicia che vedi abbelta a un'ala. Interessante. E come te vedi abbelta, adenanti vi tutta ricamata, a dare fidi a piggireddas, abbelta, casa femmina a boltasa, la poniata si imbesse. Su enanti lo poniata a dare. Ogni dia vedi adenanti a piggittata, come te sai dei sosomines, e a dare poniamo su sa ricamata. Chi invece non tenia da camicia ricamata, la tenia solo appoggettata, vi poniava una pettina, una pettiera, tutta ricamata, adananti da che stia da, su questo bello, da che poniava sì, da che vidi al festa a sponarrere, ecco. In noi camoso due tipi di gorittos di questo, anzi strese, devo narrare, de terziopelo, con sol gallonese, de velluto con sol ricamoso, come la baidamoso, che è questo, vero? De velluto, de terziopelo ricamato, addirittura, con sol ricamoso, sì. Tanto c'è proprio la mentalità dei noghe di fare più cose di una stessa maniera, con più, come narrare, modo di intendere, vero, sul ricamo, si immagina che deve dare sul ricamo. I noghe che hai ricamatrici buonas, sempre che sono bistadas, fanno veramente sacro, e a volte, anzi sì, a volte, fanno anche il costume, spuro. E questo hanno imparato voi a sasatteras. Ecco. Tanto da noi serramo su questo momento di cultura che da su modo e sa maniera di sa natura di far dare a somina al femmina intro a su vestire tradizionale in Cossuine. Noi ci salutiamo, ma ringraziamo prima la signora Tina Nuvoli dei Nove. Grazie a voi. Grazie al Deabero per questo conto, questo racconto interessante e fino alla nostra musa ispiratrice dei Nove. Certo. E tanto grazie a fino a te, della pazienza di stare Nove, da Deabero. E tanto noi ci salutiamo come Mamma Sardigna, grazie ancora. Grazie a voi. Venite in Cossuine, vi state in Nove, abbiate la bellezza di questo luogo, la tradizione, torrate bocche e vi state ancora con noi come Mamma Sardigna a un'altra volta. E come te ha zivvido, amico di Mamma Sardigna, in sume luogo, la tradizione il meta. Abbiamo incontrato l'archeologia in Cossuine, abbiamo incontrato Pedra Meldalza in Giave. Se torrende che in Cossuine abbiamo incontrato pure una femmina, Tina Nuvole, che nos ha affaiddato del suo costume tradizionale, abbaidente come la natura si che posta, con fiori e piante a raccontare la fertilità del suo affido, ma della vita pure, delle femmine e dei uomini in Cossuine e come in tutta la Sardegna. Questa natura che si affacca su nome di Mamma Sardigna
estinto a suo significato che noi abbiamo scelto fai dare a voi e ponere intro a sa televisione, intro a domostra. E in domostra noi siamo bentrados con questa lingua sarda, finamente a questo catalano, finamente a questo tattareso, e qualche piccocca de variante oristanesa che d'ogni tanto si potido intendere. Noi naramo il grazie per aver posto fatto a noi in noghe, ascoltando e seguendo questa trasmissione. Queremos pure dare su grazie a Catalan TV e a Aristanis TV, a sa regione Sardegna. Queremos dare il grazie a tutti voi de Salbiddas che siete bennidos con noi in questo viaggio, facendo pure ospitalità a noi. E noi non abbiamo il tutto di questa Albidda che abbiamo incontrato e dessa gente. Questa è una cosa importante per noi e tanto con Mamma Sardegna noi insomma, andiamo a un altro viaggio, un'altra volta. Noi torniamo, forse vediamo pure ancora di qualche cosa di archeologia o di gheggias, ma ancora non abbiamo nulla. Intanto vi ringraziamo. Grazie a suo fratello francescano, dei noghe e a sa biblioteca, ai staff in noghe, a gente della biblioteca di questo convento bello e antico dei Tattari, e tanto un saluto a tutti voi, dai Mamma Sardegna, dai nostra produzione, e tanto a cantarnos a tutto e a non bidere in salute.